Nuotiamo insieme alla gara di nuoto in acque libere più partecipata d'Italia. Un nome semplice nel segno dello stare insieme per descrivere una manifestazione da 16 anni organizzata sulla spiaggia di Caorle che vede coinvolti atleti di tutte le categorie, agonisti, master, amatori, propaganda e anche atleti con disabilità. Nuotiamo insieme abbatte letteralmente le barriere dello sport e quest'anno ha battuto pure se stessa, raggiungendo la quota record di 927 iscrizioni. È stato veramente un record che dà soddisfazione alla nostra città per quello che fa nella promozione dei valori dello sport e anche dello sport come canale di performance a livello di promozione turistica, ma anche quello che andiamo a realizzare ovviamente nella socialità, perché ricordiamo che Nuotiamo Insieme, Trofeo Albacchiara non portano solo avanti i valori dello sport ma anche quello della socialità legate alle persone diversamente abili. Insomma, è un continuo crescere che stiamo facendo grazie alla grande opera che la Federazione Italiana Nuoto, soprattutto il Comitato Regionale del Veneto, assieme a noi, alla Regione, a tutti gli enti e le associazioni che collaborano e i numerosi volontari hanno voluto per questo territorio. Nata da un gruppo di appassionati guidati dall'entusiasmo di Leo Guerrato e della sua associazione Albacchiara Onlus, oggi Nuotiamo Insieme è una gara valida per i campionati regionali estivi di fondo, che quest'anno ha visto partecipare atleti del calibro di Simone Ercoli, campione mondiale della specialità, e della trevigiana Barbara Pozzobon, pronta a decollare verso la Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Ma è una gara che veniamo sempre molto volentieri a fare perché Caorle è un bel posto e poi anche il mare è bello, quindi veniamo molto volentieri. Una tappa che faccio ogni anno perché penso sia una delle gare più divertenti in acque libere e tra una settimana parto per il Canada per la seconda tappa di Coppa del Mondo e la concluderò con la finale della Capri Napoli. Campioni del nuoto ma non solo, Nuotiamo Insieme raduna agonisti e semplici appassionati da tutto il nord-est, per i quali il Comitato regionale della Federazione Nuoto negli ultimi 10 anni ha messo insieme un ricco programma di appuntamenti raccolti sotto il nome di Circuito Alto Adriatico. Tradizionalmente le gare di fondo avevano molta diffusione in Liguria e in Toscana, nella nostra regione c'erano pochi eventi. Abbiamo creato questo circuito che si è ampliato sempre di più, quest'anno ha aggiunto alle tappe tradizionali che erano quelle di Chioggia, di Monfalcone, Trieste e Caorle, si sono aggiunte alla fine di maggio la gara a Caldonazzo, poi si è aggiunta la manifestazione di Lignano che è stata fatta lo scorso weekend e si aggiunge in chiusura del circuito la gara a Cremona che si svolgerà sul Po ai primi di settembre.